E Messina, voi come vi approntate alle imminenti elezioni europee? In che spirito? Uno spirito totalmente europeo oppure con una posizione... Noi dell'Italia dei Valori facciamo parte dell'ALDE, i Liberal Democratici Europei, il nostro gruppo fa parte dell'ALDE in Europa, ci presenteremo con la nostra lista, con la lista dell'Italia dei Valori e ci presenteremo per un'Europa diversa. Europa sì, però noi non vogliamo essere tedeschi, vogliamo essere europei, nel senso che tutti i cittadini europei devono avere le stesse opportunità. Le nostre proposte sono per esempio di un contratto collettivo di lavoro europeo, perché non ha senso che il cittadino italiano, il lavoratore italiano viva l'esempio dell'Electrolux che taglia gli stipendi in Italia e li raddoppia in Svezia. Se abbiamo pari opportunità ci deve essere un contratto collettivo valido per tutta Europa, stesse opportunità, così come un fisco europeo. Non è pensabile che l'impresa italiana, la piccola e media impresa italiana, paghi il 42% di tasse a fronte del 21% che viene pagato in Germania. Evidentemente questo comporta il mettere fuori dal mercato le nostre imprese. Allora o si fa così e quindi fa un'Europa diversa, un'Europa che non sia delle banche e dei banchieri, ma che sia un'Europa della solidarietà, e questo ciò a cui noi puntiamo. E anche sull'Italia volevo commentare lo Jobs Act di Renzi. Noi abbiamo fatto il nostro sblocca lavoro, che è scritto in italiano, non si sa come sarà. Che è scritto in italiano, però le indiscrezioni... il titolo non mi piace. No, ma non è solo il titolo, nel nostro c'è anche il contenuto. L'approccio del Jobs Act a noi sembra che sia di chi vuole riorganizzare il lavoro, ma il problema è che il lavoro non c'è, quindi il problema non è riorganizzare il lavoro, è creare nuove opportunità di lavoro. Diceva chi mi ha preceduto, ma i soldi dove li prendiamo? Vede, in Italia... Sì, glieli do io i soldi. Beh, I soldi rapidamente ci sono delle fonti di reddito. Una, beni confiscati alla mafia. Sono 80 miliardi di patrimonio confiscato alla mafia, con i sacrifici di carabinieri, polizie, magistrati. Ora non si capisce perché, dopo aver garantito la funzione sociale, e cioè ai comuni, alle regioni, alle associazioni che le fanno richiesta, perché quelli che non sono assegnati non debbano essere venduti. Ci sono aziende, ci sono alberghi di lusso, ci sono cliniche di eccellenza, perché non vengono venduti? E aggiungo, si cercano soldi per tagliare il cuneo fiscale. Credo sapere che c'è come lei sa dal punto di vista giudiziario, è un percorso molto lungo. No, ma ci sono dei beni che oggi sono vendibili. Ci sono già e che sono vendibili e non vengono venduti, questo è il tema. Ma aggiungo, ciò che è ancora più grave, e noi l'abbiamo rappresentato, è per questo che abbiamo presentato un disegno di legge di iniziativa popolare da questo punto di vista, per raccogliere le firme e dire vendiamoli. Di questo patrimonio, a chi lo acquista? Alle imprese che li acquistano? No, allora non facciamo. La mafia, voi pensate che sia più interessata ad acquistarsi i suoi beni o ad appaltarsi un lotto della Salerno-Reggio Calabria, per esempio, o un lotto dell'Expo? E allora, ma ci sono i criteri, ogni cosa è il rischio che la mafia intervenga, però se facciamo così non ci muoviamo più. Aggiungo, ci sono di questo patrimonio 2 miliardi e 300 milioni sono contanti e titoli di Stato depositati nel Fondo Unico Giustizia. Per questi non c'è bisogno di venderli al pubblico. Va bene, si scambiano, si incassano. Però il problema vero è proprio questo, perché in Italia si cerca sempre di trovare i soldi nella stessa direzione e non si aprono le cassaforti. Le cassaforti che ci sono e nessuno si ci vuole avvicinare. C'è da pensare che qualcuno abbia voglia di lasciare le cose come stanno.